Serie B-Win. Tutti i colori della passione. 10ª giornata del campionato della Serie B-Win che mette di fronte due matricole che non possono permettersi ulteriori passi falsi. Portogruaro e Varese, 10 punti per entrambe e spettro della zona play-out da allontanare. Nei padroni di casa Gerardi vince il ballottaggio con Altinier, negli ospiti avvicendamento in porta con Zappino che sostituisce Morò. Gara al piccolo trotto nelle prime battute col Portogruaro che al nono si affaccia per la prima volta verso la porta dei Lombardi. La punizione di seconda di Cunico si perde però alta. Dall'altra parte è Buzzegoli a provarci due volte col destro. La prima al 14esimo dopo una corta respinta della difesa, la seconda 60 secondi più tardi. In entrambi i casi per Rossi è normale amministrazione. Andiamo a vedere proprio questa azione di Buzzegoli che sarà assoluto protagonista di questo incontro. Metà del primo tempo, Zecchin aggredisce bene lo spazio sulla sinistra. Il suo cross però è lungo sul secondo palo e allora è ancora Buzzegoli a provarci. Il tentativo però è ancora una volta vano. Ospiti che insistono con Ebagua, il suo destro però è deviato e non impensierisce Rossi. Andiamo a vedere questa azione del nigeriano che sarà autore di un gol splendido nella ripresa. 38esimo, solito leitmotiv da Zecchin a Buzzegoli, ancora quest'ultimo con il destro, palo pieno alla sinistra di Rossi. Questa è sicuramente l'azione più importante della prima frazione di gioco. Rossi era battuto. Un minuto dopo Ebagua show sulla destra, pallone in mezzo per Zecchin che col mancino impatta bene. Rossi però risponde presente. Finisce così il primo tempo con le due squadre ferme sullo 0-0, si gioca una porta sola, poche occasioni. 30 secondi nella ripresa, ci prova questa volta Gerardi con il sinistro a lato. Gli errori da una parte e dall'altra sono molti, le occasioni latitano e allora i tecnici decidono di cambiare. Fuori Frara per Mustacchio nel Varese di Sannino, Viviani risponde con Altinier per un opaco Gerardi. Altinier che sarà decisivo nel corso dell'incontro. 68esimo, punizione dalla destra. E ancora il Varese a spingere. Zecchin con il mancino per la testa di Ebagua. Palo a Rossi battuto. Secondo legno per gli ospiti, andiamo a rivederlo da questa inquadratura. 72esimo, il gol è maturo. Zecchin imbecca molto bene Tripoli, uscita suicida di Rossi che va a vuoto, cross in mezzo per Ebagua, ribattuto sulla linea, ancora Ebagua e bicicletta che porta al meritato vantaggio lombardo. Portogruaro 0, Varese 1, la firma è del nigeriano classe 1986 Osarimen Ebagua. Andiamo a rivedere il doppio tentativo proprio dell'attaccante del Varese, il primo è ribattuto, sul secondo non c'è niente da fare. 78esimo e succede quel che non ti aspetti. Il Portogruaro si affaccia dalle parti di Zappino con un destro di Schiavon deviato in angolo e sugli sviluppi del corner successivo è vincente il colpo di testa di Altinier sulla brutta uscita di Zappino. Portogruaro 1, Varese 1, pareggio che per quel che si era visto fin qui era difficilmente pronosticabile. Di fatto il tabellone dice Portogruaro 1, Varese 1 e allora andiamo a vedere nel finale il Varese che reclama per questo presunto fallo di mano di Bianchi sul rinvio di Rossi. Il replay non ci aiuta molto nel capire le dinamiche dell'azione. Il Portogruaro invece dalla parte opposta ci prova invano con questo colpo di testa di Altinier. È l'ultima emozione in una gara che è stata spenta per tutta la prima ora di gioco e che si è ravvivata solo nel finale. 1-1 tra Portogruaro e Varese, ospiti che recriminano per non aver concretizzato le numerose occasioni avute.